Ma buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolese. Allora parliamo della partita in Finlandia tra Finlandia e Italia per la qualificazione agli europei. L'Italia, che ormai possiamo dirlo, è qualificata a 9 punti dalla terza, ci siamo, la qualificazione è lì. L'Italia che ha fatto una partita con tante occasioni da gol però non sfruttate, ce la siamo rischiati fino all'ultimo questa vittoria, perché la Finlandia ha tenuto la partita fino all'ultimo in gioco, mettendoci un grattacapo, dandoci un grattacapo sul calcio di rigore di Pucchi, dove Sensi fa una sciocchezza inutile, quando magari poteva farla andare, magari accompagnarlo fino alla linea di fondo e non farlo tirare. Invece no, così facendo dà un rigore dove mette in difficoltà l'Italia, perché negli ultimi 10 minuti poi ha dovuto trovare la vittoria, che trova a sua volta un calcio di rigore anche l'Italia, dubbioso, molto dubbioso, un rigore che non c'era secondo me, molto generoso da parte dell'arbitro, secondo me poteva non darlo, secondo me non c'era, infatti, perché l'aveva attaccato al corpo il difensore della Finlandia, l'arbitro ce lo dà, grazie mille, noi ce lo prendiamo e lo trasformiamo con Luis Jorginho, il nostro ex giocatore. Grande rigore, come sa lui, finta in corso e gol. Bellissimo gol sul rigore, ma prima di tutto, prima dei due gol sui calci di rigore, il gol più importante, quello di Ciro Immobile, che Ciro Immobile non segnava da tanto in nazionale, si è sbloccato, sono contento per Ciro che si sblocca, vuol dire tanto, perché ci serve la punta a questa Italia, ma non solo, anche per il bene suo sono contento per lui, perché merita di fare gol, ha segnato anche con la Lazio, si è sbloccato, non segnava con la nazionale da un bel po', questa sera nella partita diciamo più importante nel girone, perché dovevamo vincerla questa sera, c'è riuscite anche firmando un bel gol di Ciro Immobile, appunto, che mancava da tanto. La prestazione c'è stata, le occasioni sono state tante e sciupate, abbiamo sciupato veramente tantissimi gol avanti alla porta, mentre la Finlandia, sì, quando attaccava un po' ci dava, ci ha messo un po' di difficoltà quando venivamo attaccati. L'Italia in fase difensiva ha lasciato qualcosina, ma diciamo tutto sommato, sulle occasioni da gol, sulle statistiche, diciamo fra tiri, possesso palla e tutto, l'Italia ha meritato questa vittoria, anche con un rigore dubbio, diciamo nel finale, ma la vittoria è stata meritata. Dovevamo sfruttare di più le nostre occasioni in fase offensiva, dove non sono state sfruttate. Ma ripeto, è stato importante il gol di Ciro Immobile, perché come ha segnato nelle scorse partite Belotti e ora ha segnato Ciro Immobile, abbiamo la concorrenza di due attaccanti che si possono alternare, anche se uno poi non deve giocare tutta la partita, abbiamo quell'altro che può fare quell'altra partita, è meglio così, perché magari uno poi non è in condizione, quell'altro magari è in condizione, li puoi alternare. Sono due ottimi attaccanti, non sono dei top player, non sono all'altezza di un Lewandowski, però comunque sono due grandi attaccanti, non sono scarsi comunque. Belotti e Immobile appunto li puoi far giocare in base a partite diverse, chi è più in condizione. Poi mi è piaciuto il centrocampo Verratti, mi è piaciuto questa sera Jorginho, in difesa Bonucci, che è stato molto attento proprio sull'incursione di Pucchi della Finlandia, quando magari voleva entrare in area, e proprio all'ultimo Bonucci è riuscito a fermarlo più di una volta, perché Pucchi è quello che ha messo più in difficoltà, diciamo, la fase difensiva della nostra Italia, corsa, dribbling. A parte Pucchi, sì, la Finlandia ha fatto qualcosina, però era lui l'uomo più pericoloso della Finlandia, ce l'aspettavamo, quello che poi sigla più gol nella Finlandia. Niente, l'Italia ha vinto, ragazzi, questo era l'importante, anche un po' soffrendo, ma l'importante erano i 3 punti che sono arrivati nel finale con un po' di fortuna, ma alla fine ce li prendiamo per la prestazione che abbiamo avuto di sicuro migliore alla Finlandia. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello 87. Buonanotte a tutti da Napoliello 87 e Forza Italia!